Dall'adescamento online alla violenza tra giovanissimi, due facce dello stesso disagio. Nel primo, una undicenne finisce nella rete di un adulto che si finge coetaneo per conquistare la sua fiducia, fino a ottenere immagini intime. Il 36enne vicentino è stato arrestato. Nell'altro caso, un tredicenne accoltella la sua insegnante a scuola dopo aver trasformato l'aggressione in uno spettacolo da condividere sui social. Due episodi legati da un filo comune: fragilità e ricerca di attenzione in ambienti digitali senza filtri. Per gli esperti, come Lino Cavedon, che si occupa anche di devianze giovanili, è in atto un cambiamento nei giovanissimi di cui gli adulti non hanno coscienza. La prima considerazione importante è la preadolescenza non esiste più. Ed è da molto tempo che lo diciamo, quindi c'è un passaggio dall'infanzia all'adolescenza senza quel periodo in cui l'adolescente possa creare le basi del proprio io. L'altra considerazione è che il web purtroppo è un luogo dove non ci sono confini, dove non c'è protezione, dove non c'è un adulto che orienti nelle scelte. E la grande domanda è chi si incontra nel web. La grande preoccupazione è che oggi effettivamente i genitori e a volte anche la scuola incidano meno del web per quanto riguarda il coltivare modelli comportamentali. Quindi è importantissimo che aiutiamo i ragazzi a produrre pensieri propri. Chiaramente siamo in presenza di grandi fragilità, ma non sono innaturali, perché la preadolescenza è il tempo in cui ci si mette in gioco, si fanno esperienze e si cerca di capire il proprio valore.